Questa alle spalle è la torre di nord-ovest che ha appena praticamente finito l'intervento di restauro, dovranno consegnarcela tra qualche settimana ed è appunto un intervento tipico di conservazione, non abbiamo voluto alterare quello che era l'aspetto della storia. Ecco come potrebbero diventare le mura di Castelfranco se tutti si impegnano anche con solo 2 euro a finanziare l'intervento di restauro. In questo caso la torre è stata non solo recuperata, ma con una struttura rispettosa del manufatto storico diventerà visitabile fino alla sua sommità. L'intervento è costato quanto? 700.000 euro, che sono stati naturalmente stanziati dal Comune, dall'amministrazione attuale in carica e che naturalmente è un investimento non di poco conto nel bilancio delle casse comunali. Numeri che danno il senso di quanti soldi servano per recuperare tutte le mura castellane. Una cifra enorme che diventa piccola se tutti coglieranno il senso civico di questo investimento. 2 euro perché l'abbiamo individuato contando le pietre, di fatto il castello è composto da circa 3.750.000 pietre e il costo del restauro totale è di circa 7 milioni. Partecipare è molto semplice, basta fare un bonifico presso le casse comunali, il codice IBAN lo si vede in sovraimpressione, oppure presso l'amministrazione comunale basta recarsi in un qualsiasi ufficio ai messi comunali e che rilasciano ricevuta del versamento fatto.